Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa quotidiana e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto numero 15. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Certi e consapevoli della chiamata del Signore a celebrarne le lodi, fiduciosi ci accostiamo all'altare chiedendo innanzitutto il suo aiuto e il suo perdono. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Criste eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Fa che corriamo senza ostacoli verso i beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Nella tua grande bontà rispondimi, Signore. Io sono povero e sofferente, la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.
perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda, vi abiteranno e ne riavranno il possesso. La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, e chi ama il suo nome vi porrà dimora. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse al capo dei farisei che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. Mi permetto di riprendere la prima espressione della lettera ai Romani che abbiamo ascoltato, che dice: i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Spesso succede che, appunto, accostandoci alle letture andiamo al centro e perdiamo quella che è la cornice, però questa cornice diventa importante oggi per comprendere questo lieto annunzio che il Signore ci rivolge. I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Stanno a ricordarci che per quanto possiamo sforzarci, per quanto possiamo fare tutte le cose giuste, non riusciamo a guadagnare nulla, ma è tutto dono di Dio. Un dono gratuito che viene prima che noi facciamo qualcosa, non è una ricompensa, è un dono che viene a priori e in abbondanza. A noi il compito di non sciupare questo dono. Anzi, oserei dire, prima di tutto dobbiamo scartare questo dono per poterlo adoperare nel migliore dei modi e dopo non sciuparlo. Questo sì è compito nostro. Ecco perché ci invita oggi e prende questo esempio del banchetto, perché se noi riconosciamo che è dono del Signore, anche quello che mettiamo in gioco non è per un commercio, non è per contrattare con gli amici per guadagnare qualcosa di più, di diverso, ma è gioire insieme del dono di Dio. Quindi se io faccio un banchetto lo faccio per lodare e ringraziare insieme al Signore, insieme a quel fratello che il Signore stesso mi ha dato. Anche lui è dono di Dio che mi viene posto accanto. Sono irrevocabili, cioè non ci vengono portati via. Dicevo, possiamo scegliere di usarli o di non usarli, ma il Signore di certo non ce li porta via.
e ci invita a fare altrettanto anche noi. Quando facciamo un dono non dobbiamo aspettarci un contraccambio e dopo dire visto che non fai quello che io avevo in mente, ti ritiro questo dono, me lo metto in parte, lo do a qualcun altro che sappia usarlo meglio. Ci invita quindi, nel linguaggio del Vangelo, a mettere in gioco ciò che ci è stato donato gratuitamente e che non verrà ritirato, ma noi dobbiamo fare come ha fatto il Signore. Fare in modo che tutti possano dare di quel dono, essere partecipi del banchetto del cielo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio, Signore, sia per te offerta pura e per noi dono santo della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, dei defunti delle famiglie Franzan Grosso, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nella preghiera che Gesù ci ha insegnato chiediamo che venga il suo regno dono di giustizia e di pace. Fiduciosi ci affidiamo a Dio con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. E oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
comunione spirituale. Gesù, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Canto al numero 114. Preghiamo. Rafforza in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparino a ricevere i beni che promettono, per Cristo nostro Signore. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie. Canto 207. Magnificat anima mea.
I finanziamenti di Next Generation sono fondamentali, aiutano in maniera significativa progetti che lavorano a colmare il divario digitale che si vive nelle scuole d'Italia e soprattutto del Sud. Con orgoglio abbiamo portato il Veneto in alto. E continueremo a farlo con coraggio e visione. Il 23 e il 24 novembre, alle elezioni regionali, scegli Alberto Stefani presidente, il simbolo della Lega. Zanatta Vetro a Montebelluna. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Ed ecco Vanità, la lastra di vetro blindato per sostituire le orrende grate delle bocche di lupo, rendendo la tua casa unica. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Rive, la rassegna internazionale di viticoltura ed enologia. 5, 6 e 7 novembre, Fiera di Pordenone. Registrati gratis su exporive.it. Cari amici, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Avremo un primo lunedì di novembre con un po' di foschie, qualche banco di nebbia, ma poi in dissolvimento e quindi cielo prevalentemente sereno, vedete, nel corso della giornata.